Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La storia dei mondiali. Questi mondiali del 2026 piano piano volgono al termine verso la parte proprio più succosa della fase finale. Noi stiamo torniamo indietro di 60 anni a Inghilterra 66, che è l'ottava edizione della Coppa del Mondo. Si gioca in Inghilterra, definita un po' da tutti la patria del calcio, e quindi perché non disputare una fase finale proprio lì. Le partecipanti sono sempre 16, ci sono due esordienti, il Portogallo e la Corea del Nord, ed entrambe faranno parlare di sé sia prima che dopo, e vi spiego anche subito perché. Portogallo intanto perché ha uno dei giocatori più forti del mondo in quel momento, cioè Eusebio, ed è tra l'altro anche indicata come possibile sorpresa dell'edizione dei mondiali. La Corea del Nord perché proprio a causa della Corea del Nord la FIFA sceglie di non far suonare gli inni se non nella partita di esordio e nella finale, perché nella diatriba tra Corea del Nord e Corea del Sud c'era il timore che si sarebbero scatenate polemiche suonando gli inni, e quindi per non irritare nessuno si decide un po' all'italiana, per così dire, di non suonare l'inno in nessuna partita se non nella prima e nell'ultima, e tutti sono tranquilli. Ma la Corea del Nord non farà parlare solo di questo, purtroppo, in quell'edizione. Si gioca dall'11 al 30 luglio, il favorito ragazzi è il Brasile, ha vinto gli ultimi due titoli, ha una squadra supersonica ed è la favorita di diritto, ma come vi ho detto intriga molto il Portogallo di Eusebio, la Spagna che ha vinto il campionato d'Europa e quindi desta comunque interesse, e ovviamente non si può non gettare un occhio anche all'Inghilterra padrona di casa. La prima fase fa registrare delle eliminazioni clamorose. Intanto il Brasile esce clamorosamente al primo turno con Ungheria e Portogallo. La stessa Spagna, campione d'Europa, esce con Germania Ovest e Argentina, e poi ragazzi c'è l'eliminazione dell'Italia che fa veramente parlare ancora oggi. Adesso ovviamente in Italia si parla di queste tre mancate qualificazioni degli ultimi tre mondiali, che sono ovviamente molto più gravi anche dell'eliminazione per esempio del 2010 e del 2014 o questa del 1966, ma fidatevi che uscire per mano della Corea del Nord fa parlare ancora oggi in Italia. Il gol del leggendario, del mitologico Pak Do-ik, che per anni è stato spacciato come dentista. A me poi queste leggende un pochino fanno sorridere, poi però quando si capisce che la leggenda è falsa non capisco per quale motivo si debba continuare a narrarla. Non è mai stato un dentista, era un professore di educazione fisica, successivamente diventerà un professore di educazione fisica, non è mai stato un dentista, quindi capisco che Zoff impallinato da un dentista. Ok, abbiamo capito che non è vero, smettiamo di dirlo perché non è così. Comunque l'Italia se ne va a casa in maniera assolutamente ignobile. Le semifinali sono Inghilterra-Portogallo, quindi proprio due delle possibili rivelazioni si confermano tali. L'Inghilterra vince 2-1 e Germania-Unione Sovietica, Germania Ovest, Unione Sovietica finisce 2-1. La finale è tutta europea. Inghilterra, Germania Ovest. E vabbè, è la finale, un pochino la conosciamo tutti, la vittoria dell'Inghilterra ai tempi supplementari per 4-2 con il famosissimo gol, non gol di Hurst, peraltro autore di una tripletta in quella finale. E Hurst fino all'ultima edizione dei mondiali, quella del 2022, è stato l'unico calciatore a segnare 3 gol in una finale dei mondiali, poi eguagliato da Kylian Mbappé. Il gol non gol di Hurst lo conosciamo benissimo, il tiro che sbatte sulla traversa e rimbalza e viene assegnata alla rete. Oggi con la Light Technology si sarebbe
saputo se il pallone era entrato o meno, e questa è una delle tante evoluzioni positive che ha avuto il calcio, e io continuo a dire che anche il VAR è così, se utilizzato nella maniera corretta e se utilizzato tanto, anche più di come viene utilizzato adesso, e utilizzato in maniera corretta. La goal line technology ancora di più, perché toglie ogni dubbio, non c'è più nessuno che protesti se il pallone è entrato o meno, perché suona l'orologino dell'arbitro e si sa se il gol è tale. Poi è stato dimostrato che in realtà il pallone non era entrato del tutto, addirittura ci sono delle immagini con il pallone marrone, quindi scuro rispetto al gesso del campo, che c'era proprio la linea bianca e la forma proprio del pallone sulla linea bianca, per cui probabilmente quello non era gol, ma viene assegnato. Polemiche su polemiche, l'Inghilterra vince il suo primo e finora unico campionato del mondo, ma soprattutto vince il suo primo e finora unico trofeo di una nazionale che ogni volta viene tacciata di possibile favorita e ogni volta non riesce ad acciuffare nulla. Il capocannoniere di quel campionato del mondo è Eusebio, che effettivamente era un gran giocatore, con 9 gol. Ad oggi l'Inghilterra, assieme alla Spagna, che vedremo tra qualche puntata, è l'unica nazionale ad aver vinto una sola edizione del campionato del mondo. L'Inghilterra vince il campionato del mondo organizzato da se stessa nel 1966, non riuscirà a replicare le altre due organizzazioni, quella del 96 e quella del 2020, parliamo ovviamente di europei, una grazie a Dio vinta l'Italia e l'altra poi fu invece vinta dalla Germania, che ai rigori batté proprio l'Inghilterra in semifinale. Ma questa è tutta un'altra storia e una divagazione che non c'entrava niente, perché questa è la storia dei mondiali, che torna la prossima settimana con Messico 70. È una partita che pure quella in Italia ancora oggi ricordiamo, ma che il mondo intero ha eletto come partita del secolo, e vedremo se è effettivamente così, ma lo vedremo la settimana prossima.